Con l'amministratore delegato della Dinamo Banco di Sardegna, Francesco Sardara, siamo alla partenza di un'annata che si preannuncia davvero interessante e parliamo a 360 gradi, quindi delle tre formazioni, l'LBA, l'LBF e soprattutto i ragazzi del basket in carrozzina. Sì, buonasera a tutti, siamo veramente soddisfatti di questo inizio di stagione, le squadre hanno risposto benissimo, abbiamo ricominciato a vedere i sorrisi che ci piaceva vedere e che l'anno scorso, causa infortuni, non siamo riusciti a vedere dall'inizio. Siamo molto fiduciosi, siamo pronti per ritornare a essere la Dinamo che siamo sempre stata, la fortuna per adesso sta giocando a nostro favore e siamo veramente soddisfatti. Un'annata particolare perché? Perché siamo stati la prima squadra nel panorama cestistico nazionale che è riuscita a chiudere il roster. Credo che sia stata la ferrea volontà di coach Markovic e naturalmente la società Dinamo ha risposto presente. Sì, assolutamente, come tutte le stagioni che purtroppo finiscono prima del tempo, prima del previsto, abbiamo avuto più tempo per approcciare un mercato comunque estremamente complicato, frutto anche del fatto di due neopromosse che tutto possono essere chiamate viste ma non neopromosse, che il campionato si prevede come un campionato molto competitivo. Sono estremamente felice e contento della squadra che abbiamo fatto. I miei più grandi complimenti vanno ovviamente a coach Nenad e a Federico Pasquini che hanno fatto un lavoro eccezionale durante la pausa estiva, partendo veramente dal giorno dopo la chiusura del campionato fino ad arrivare alla chiusura di tutti e tre i roster. Ultimissima cosa, si parte col botto perché domani inizia il City of Cagliari, dopodiché si viaggia direttamente per conquistare sul campo la possibilità di partecipare per l'ennesima volta alla Basketball Champions League, che vede i nostri di partenza davvero formazioni incredibili. Sì, domani sarà un banco di prova estremamente importante per noi perché comunque il torneo di Cagliari a oggi è un torneo di un calibro estremamente importante nel panorama italiano. Siamo estremamente soddisfatti del giocarlo un'altra volta con un roster finalmente al completo. Abbiamo recuperato i due giocatori non presenti a Nuoro a causa di due leggeri affaticamenti, poi la Champions League come sempre è una cosa a parte. Siamo pronti per dire la nostra, arriviamo là con la voglia di guadagnarci sul campo la competizione. Siamo estremamente orgogliosi di partecipare a una competizione con così tante squadre di alto calibro, ma vi posso assicurare che ancora possiamo dire la nostra. Chiudiamo con il classico Kassemus Prus Donu Giogu. Certo, assolutamente, il nostro motto lo sarà sempre.